Abbiamo cominciato questa puntata di Verde a Nord-Est dalle montagne venete, da Recoaro 1000 e la chiudiamo in terra teutonica. Torniamo anche questa settimana, come abbiamo fatto un po' di tempo fa, a Berlino. Siamo in fiera, se ci avete seguito qualche mese fa eravamo per Fruit Logistica, la più importante fiera dell'ortofrutta, e in questa occasione siamo qui per parlarvi di turismo. Sì, Silvano mi dice di salutare l'assessore Tiziano Mellarini del Trentino, e c'è tutto il mondo qui all'ITB di Berlino, c'è anche l'Italia e anche il Veneto. Siamo proprio qui davanti allo stand della Regione Veneto, in mostra ci sono tutte le bellezze che la nostra terra sa offrire, e incontriamo con piacere di nuovo anche l'assessore al turismo proprio della Regione Veneto, Marino Finozzi. Assessore, un piacere ritrovarla. Allora, in questa occasione il Veneto si presenta in Germania con tutte le sue bellezze. Germania che rappresenta il 35% dei turisti che scelgono il Veneto per fare le loro vacanze. Quindi poi è un bel turista, il turista tedesco ci conosce, sa apprezzare quella che è la qualità della nostra offerta. Basta pensare che in alcuni periodi, soprattutto quelli estivi, nelle nostre spiagge o al lago di Garda si parla solo tedesco. Ci siamo visti un po' di tempo fa, Assessore, alla Borsa del Turismo di Milano, la BIT di Milano. Ecco, quali sono le differenze tra una fiera come la BIT e questa a Berlino, l'ITB di Berlino? Devo dire che purtroppo la fiera di Milano sta prendendo qualche colpo, forse ci vorrebbe qualche idea per rilanciarla. Berlino è una piazza importante, Berlino è una piazza internazionale dove incontriamo i tour operator di tutto il mondo, oltre che confermare questo importante mercato. Vedo un buon movimento, questo mi fa pensare bene anche per la stagione 2013. Io spero che i nostri operatori che sono qui presenti e che vedo molto motivati e anche soddisfatti possano portare a casa quelle indicazioni per far sì che la stagione anche per loro sia tranquilla e serena. Assessore, io non so se lei sia d'accordo con noi, ma insomma vediamo che il web, il mondo di internet ha un'importanza sempre maggiore anche come forma di comunicazione, addirittura a livello politico. Non ci sono più le agenzie di stampa, ma c'è Twitter. Ecco, sicuramente nel turismo, nel mondo del turismo, il web è importante, però sono fondamentali anche delle occasioni come queste, come le fiere, in cui c'è il contatto diretto con il pubblico. Ma il contatto umano ha ancora un'importanza fondamentale. Il turista credo scelga internet quando deve puntare su qualcosa che ha già scelto. La fiera ci permette al turista di venire a vedere le novità, capire quali sono le offerte più interessanti, fare in maniera tale che poi quando andrà su internet è già indirizzato e sa già cosa vuole cercare. Quindi io non credo che ci sarà una sostituzione internet, web alla fiera, perché il contatto umano è sempre importante. Ecco, il sistema Veneto si presenta, assessore, unito con tutti i suoi tematismi. Noi cerchiamo sempre di favorire il fatto che i nostri operatori siano sotto il cappello della Regione del Veneto, e questo ci permette ad esempio di poter poi ottenere di ottimi risultati con rappresentanti di tour operator fondamentali come la TUI, che per noi è un partner e un'agenzia che ci permette di vendere bene il nostro prodotto. Allora sentiamo, diamo il benvenuto a Robin Wilberts, appunto della TUI, uno dei maggiori tour operator tedeschi. Allora, il Veneto, in generale l'Italia, insomma, continua ad essere un punto di riferimento per i turisti tedeschi? Assolutamente, non c'è dubbio, per noi il Veneto è in assoluto la destinazione o la regione più importante in tutta l'Italia. E posso dire che la TUI è veramente il market leader in assoluto per la destinazione Italia in Germania,
e sia la parte del lago di Garda che come Bardolino, la Zis e anche l'Adriatico e anche le montagne, le Dolomiti veneziani per noi sono veramente una destinazione importante e continua ad aumentare ogni anno i numeri che vendiamo. E perché i tedeschi continuano a venire da noi? Che cos'è che trovano che gli piace? Sia la natura ma anche le strutture che sono adatte, cioè voi offrite nella vostra regione veramente una relazione di qualità-prezzo che è giusto e per dire la verità non è così in tutta l'Italia. Il Veneto è veramente offre la qualità che il tedesco cerca, si sente sicuro quando va in questa destinazione. Che cosa però l'Italia, il Veneto può fare per attrarre ancora di più i turisti? Che cosa secondo lei si può, insomma, le cose su cui si può lavorare? Sul marketing si può ancora lavorare perché la presenza dal cliente finale in Germania potrebbe essere aumentata e secondo me, e grazie al ministro all'assessore che mi ha già invitato a Venezia, noi possiamo collaborare bene per spendere i soldi non come pioggia ma al target giusto. Bene, allora sentiamo l'assessore Finozzi che cosa pensa della sua proposta, l'assessore che nel frattempo ovviamente ha trovato altri amici, altre persone con cui parlare. Allora parlavamo insieme al responsabile della TUI che ci diceva di come intanto la verrà a trovare a Venezia. Certamente io ho invitato a un appuntamento a Venezia perché credo che tra il Veneto e la TUI ci siano tantissime cose da discutere, da mettere assieme, da mettere attorno a un progetto che ci vede in collaborazione. Si diceva insieme che forse si può migliorare sul marketing, giusto? Sì, il marketing secondo me non è che manca, ma può essere ancora più dirizzato, messo in direzione al cliente giusto. Io spero sempre che si trovano miglioramenti che fanno inutile di dare soldi in pioggia, ma di farlo al target giusto e siccome noi abbiamo 9.000 agenzie di viaggio e quelli sono moltiplicatori, la gente che lavora lì, a me mi piacerebbe moltissimo fare qualcosa insieme al Veneto con questi agenti di viaggio. Insomma, delle azioni mirate, assessore. Si continua a parlare del turismo come industria e come tale dobbiamo usare le strategie che vengono usate nell'industria tradizionale. Quindi progetti di marketing, iniziative puntuali sono ormai diventate necessarie. Giustamente gli investimenti a pioggia non hanno più senso, anzi dobbiamo fare in maniera tale che il prodotto abbia un proprio percorso di commercializzazione e di promozione. Abbiamo tanti prodotti e non possiamo venderli indistintamente nello stesso modo. È mai venuto in vacanza in Veneto e adesso chiediamo anche questa cosa? Sì, già 2 volte. Sono stato una volta con la famiglia, poco fa a Bibione sono stato e un'altra volta quando la mia figlia era ancora un bebè siamo stati al lago di Garda a Bardolino. Scusi. Che cosa prevede per la prossima stagione estiva? Ci saranno destinazioni che hanno più clienti e altre che hanno meno clienti. Diciamo che per l'Adriatico per esempio non ci saranno problemi. Vabbè, a voi interessa in particolare il Veneto ma anche il sud Italia va bene e il lago di Garda è stabile, cioè ogni anno, negli ultimi anni abbiamo sempre battuto il record con nuove cifre eccellenti. Quest'anno finiremo forse con un aumento dell'1 o 2%, ma non di nuovo con 10% come gli anni scorsi. Bene, insomma, possono essere sicuramente degli spunti interessanti per i nostri operatori, insomma, per fare di meglio, assessore? Fare di meglio penso si possa fare solo aumentando la qualità dell'offerta, perché i turisti sono giustamente sempre più esigenti, abbiamo turisti che arrivano sempre da più lontano e non possono fare 10 ore di volo e poi non trovare quello che si aspettano.
Grazie a Marino Finozzi, assessore al turismo della Regione Veneto. Ringraziamo anche il rappresentante della TUI, Robin Wilberts. Ho detto bene? Speriamo Benissimo, di sì. Piccola pausa, grazie qui da Berlino, dall'ITB. Restate con noi.